Preso al volo il sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli, oggi a Boccasette per celebrare i 50 anni di un stabilimento balneare e chiediamo appunto al sindaco com'è la situazione a Portotolle dopo gli eventi atmosferici di venerdì, 1° agosto, che hanno colpito Portotolle, in particolar modo le frazioni di Scardovari e Polesine Camerini. Sì, è stato un evento che intanto buongiorno a tutti, naturalmente è stato un evento che veramente ci ha messo in enormi difficoltà, i danni sono stati anche elevati, infatti ho chiesto subito lo stato di crisi immediatamente, successivamente arriverà lo stato di calamità perché comunque sia le cavane, le imbarcazioni, una trentina di imbarcazioni, ma anche case, capannoni, serre, abbiamo avuto veramente diversi danni in tante famiglie. Oggi l'energia elettrica c'è in tutte le case da stamattina. Devo dire che la macchina comunque ha funzionato bene grazie alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alle polizie locali, i carabinieri, tutti i volontari che si sono messi a disposizione. In 24 ore abbiamo viabilità a posto, insomma le situazioni di criticità maggiori comunque a posto, questo mi ha riempito di soddisfazione. Ecco, facendo anche i complimenti, però lo stato di calamità quando è che potrete sapere qualcosa e cosa implica dal punto di vista economico? Sì, lo stato di crisi è già attivato, dopo ci sono i passaggi successivi per lo stato di calamità, andremo a raccogliere tramite l'ufficio tecnico tutte le dichiarazioni naturalmente di danni che ci sono stati nelle famiglie, nelle attività, le faremo avere alla regione tramite una procedura naturalmente dell'ufficio tecnico e naturalmente la speranza è quella di recuperare almeno una parte della cifra che è stata persa per quanto riguarda soprattutto i nostri concittadini. Ecco, le aveva sottolineato lei, in pochissimo avete ripristinato il tutto, siamo anche in fermo pesca e per le lagune c'è anche questo fermo pesca o no? No, le lagune vanno con la loro quota per quanto riguarda l'acquacultura, quindi le vongole e le cozze hanno la loro procedura naturale che continua e lì speriamo che si sblocchi il diritto esclusivo di pesca e che a breve possiamo finalmente fare una programmazione degna di quello che è il consorzio oggi. Ecco, come sempre si criticano di solito le amministrazioni, in questo caso vogliamo fare i complimenti tempestivamente e da comunicatori la ringraziamo per la tempestività anche delle notizie di quanto è successo, di quanto siete riusciti ad intervenire. Grazie. Grazie mille a voi, Facebook è uno strumento che va diretto e usato bene può dare anche dei risultati proprio di partecipazione anche dei cittadini. Grazie anche a voi che con il vostro lavoro date anche risalto e date notizia di quello che succede quotidianamente nel nostro territorio.